Io spero mi possiate sentire, datemi naturalmente il vostro feedback. Cross in aria intanto che si perde sul fondo, non l'ho toccato Repin. Spero mi sentiate dallo stadio Vanni Sanna. Dove si sta giocando il quarto minuto nel corso del primo tempo. 0-0 tra Torres e Ferrini. Rinvio di Torrepin, va a saltare Iba che riesce a spizzare di testa. Va Diouf a prendere il controllo della sfera, poi ottiene un fallo laterale, ma l'arbitro, signor Pacella di Roma 2, dice che non è così. Conquista comunque per un attimo palla ancora la Torres, ma mette in fallo laterale Spano. Ancora fallo laterale con la Ferrini a colpire di testa bene Spano che trova Scioni in mezzo al campo. Scioni apre per Casu che può avanzare, lancia a Casu per Sarrizzu sulla destra. Sarrizzu ha di fronte un avversario, mette in area a cercare Scioni, ma nulla da fare, deve tornare subito Casu sulla zona di pertinenza. Era andato, tocca Casu qui e commette fallo su Argiolas per fermare tutto. Mi dite che non si sente. Io spero mi possiate sentire. Calcio di punizione per la Ferrini. Va Garau, lascia per Argiolas, schema, Sigismondo mette in aria ma c'è Casu. Mettere fuori, può partire la Torres con Scioni. Anzi Piga, scusate, Piga, servire Diouf, benissimo, Diouf al limite dell'area, controlla Diouf, conclusione, ribattuta, ancora Piga, con una conclusione a girare che termina alta sopra la traversa. Io spero mi possiate sentire, non ho vostre indicazioni. Tanto Torres in avanti con Spano sulla sinistra, sporta il pallone fuori Spano, nulla da fare. Si riprenderà con Canalis, portiere della Ferrini, per questo rinvio. Rinvio effettuato, c'è Piga però, controlla la sfera, serve Iba in fuorigioco secondo l'assistente, dunque nulla da fare. Si riprende con Cocco in avanti a cercare Sarrizzu, è buono il suo suggerimento, sulla destra può entrare in area Sarrizzu, vede Iba, ma anticipato dall'avversario ancora Sarrizzu, ma in anticipo Canalis, nulla da fare con questo bel servizio per Sarrizzu. Intanto c'è un fallo in mezzo al campo. Servito in questo momento Migoni ancora riesce la triangolazione, tentato il cross Migoni, nulla da fare, palla sull'esterno della rete. Non ho vostre notizie, spero mi possiate sentire. Abbiamo il segnale del collegamento dal Vanni Sanna, vi ricordo, situazione di 0-0
Dopo 8 minuti di gioco nel corso del primo tempo tra Torres e Ferrini, rinvio di Torrepin, colpo di testa in avanti di Mancusi, palla conquistata però dalla Torres, mette a terra Scioni, serve Ibba per Sarrizzu sulla destra, controlla Sarrizzu, va, deve puntare l'uomo, lo fa, entra in aria, va sul fondo, torna indietro, Sarrizzu, serve Cocco dal limite, va giù Cocco, niente da fare, il gioco prosegue, nulla da fare, è andato giù Cocco su un controllo, nulla da fare, l'azione poi è proseguita ma si è lamentato molto Cocco su questa azione che arriva al nono minuto. Minutolo, Caterisano, ancora Caterisano, servire Diouf, mette in fallo laterale avversario, può Diouf prendere il controllo del pallone, serve Piga per Spanu sulla sinistra, cross di Spanu, stava arrivando a Sarrizzu ma c'è la deviazione di Garau, può ripartire la Ferrini sulla sinistra ma ben appostato Casu di testa, mette fuori. Ancora una palla per Migoni, però è impossibile raggiungerla per lui, palla che arriva a Torrepin e serve subito Diouf, si gira Diouf e serve in avanti Ibba che è in posizione regolare, va Ibba sulla sinistra, entra in area, si porta sul destro, poi sul sinistro, Ibba ha tentato la conclusione alta, non l'ha deviata Canalis, forse ha preso la traversa addirittura Ibba, l'11°, traversa di Cristian Ibba. Tanto un rinvio sbagliato di Canalis, serve volontariamente i rossoblù, subito Piga all'interno per Sarrizzu che ha tentato di servire ancora Ibba, deve anche tirare lì, palla ancora messa in aria, male però da Scioni, poi va ancora a cercare di recuperarla la palla, Cocco commette fallo, lascia proseguire il direttore di gara, palla ancora all'indietro per Canalis, va a saltare Caterisano che però serve volontariamente Migoni, parte Migoni sulla destra, Migoni deviato il suo cross da Minutolo che va poi a prendere il controllo del pallone, Minutolo con Migoni e alla fine riesce a mettere fuori la Torres, Diouf va giù qua, lascia proseguire il direttore di gara, Cocco subisce il fallo ed è un calcio di punizione in favore della Torres. Minutolo, lancio per Sarrizzu sballato qui, nulla da fare, si riprende con una rimessa, c'è il colpo di testa però di Casu, riesce il Ferrini ancora con questa palla con Balestreri all'indietro, poi sbaglia tutto Piselli, anzi no, era Mancusi, tentava di servire Garau direttamente in fallo laterale il pallone. Si riprende con una rimessa, 13 minuti nel corso del primo tempo, cross in aria, aggancia per un attimo Ibba, ancora Ibba che ha tentato la conclusione, poi ci prova anche Piga, nulla da fare, palla per Cocco, prova anche Cocco, conclusione però che arriva direttamente tra le braccia di Canalis, che sbaglia però ancora il rinvio. Torres che sta aggredendo in questo momento. Rimessa effettuata, va in contrasto Scioni
rimessa ora per la Ferrini. La rimessa sarà a favore della Ferrini. Argiolas all'indietro per Garau, Garau in avanti, però nella zona in cui c'è Spanu che mette a terra bene, serve Piga, Piga per Scioni, Scioni per Casu che arriva per il cross, palla in aria, deve mettere in calcio d'angolo Mancusi. Parità nel computo dei corner, 1-1. Pronto Sarrizzu, palla su Canalis che rinvia coi pugni, aggancia però Piga, può ancora servire Sarrizzu, preferisce mettere lui al centro e Mancusi corre il fallo laterale. Si prepara per la rimessa a Casu. Pronto Casu, palla all'indietro per Minutolo, Caterisano, ancora Caterisano, lanciare in avanti però è troppo lungo, non ci arriva nessuno su questo lancio. Va Spanu bene a anticipare Migoni, serve poi Caterisano che gli restituisce la palla sulla sinistra, ancora Spanu a servire davanti per Diouf, deve uscire Canalis dalla sua area ma è fuori gioco, dice il secondo assistente, nulla da fare. Quarto d'ora, corso del primo tempo, 0-0 tra Torres e Ferrini. Era buona qui però l'intuizione di Spanu che voleva servire Diouf, ancora Spanu, anticipa Migoni, poi chiede la triangolazione con Piga, ancora Spanu, ora serve nuovamente Carlo Piga sulla sinistra, adesso Piga che va a far proseguire la traiettoria sempre sulla laute di sinistra per Diouf, ottiene un fallo laterale Piga, lascia per Spanu, ancora Piga, colpo di tacco per Spanu dalla sinistra, Spanu, ottimo il suo cross, viene però intercettato dal centrale difensivo della Ferrini, ancora però conquista un buon pallone Caterisano che può far ripartire i suoi. Piga, Iba deve lasciare perché è in offside, si rifugia in fallo laterale la difesa della Ferrini con una Torres che sta aggredendo. Ancora Caterisano che prova a mettere in avanti, fermato il pallone per un attimo da Bono, ancora Torres però che può mettere un pallone in aria però nella parte opposta a cui stava andando Iba, dunque nulla da fare. Ancora un rinvio sbagliato da parte di Canalis, palla che termina in fallo laterale per la Torres con Casu. 17esimo intanto nel corso del primo tempo, Casu va a cercare Sarrizzu che controlla col petto, poi però il pallone termina tra i piedi di Garau, Sarrizzu che riesce a mettere giù, ancora Sarrizzu in aria, Iba non riesce, arriva Piga, attenzione, c'è la parata incredibile di Canalis, azione clamorosa questa della Torres. Piga aveva anche angolato bene, Canalis si distende e mette in angolo, ha fatto una magia davvero Sarrizzu, però il controllo del pallone che stava terminando fuori l'ha messa giù, cross in aria, non ci è arrivato Iba che ha svirgolato ma era liberissimo Piga, intanto corner dalla destra, Cocco, non ci arriva Canalis però la palla termina tra i piedi di Mancusi, occasione clamorosa, sbaglia qui poi la Ferrini. Palla che termina, Torre Pinna può far ripartire i suoi. Pericolosissima la Torres qualche istante fa con la conclusione di Piga. È stato bravo Canalis, si è fatto perdonare gli errori sui disimpegni con una parata in allungo sulla destra e ha messo in angolo, pallone destinato in rete.
Lancio di Minutolo per Sarrizzu, ancora una corsa di Sarrizzu, fatica Garau che la mette in fallo laterale, lascia Sarrizzu in incombenza a Scioni, ancora Sarrizzu, Scioni provato a mettere dentro pallone ma carambola, ha fatto terminare la sfera tra le braccia di Canalis, aggredisce subito la Torres, ruba palla, limite Sarrizzu, prova la conclusione ma gli rimane un po' strozzata. Nulla da fare, va ora Piga a prendere palla, ottiene un fallo laterale. Lascia l'incombenza a Spano. Spano trova Scioni all'indietro per Minutolo. 19esimo intanto, nel corso del primo tempo, 0-0. Sarrizzu che vuole servire Casu ma non è preciso. Palla però anche questa imprecisa per Argiolas che serve involontariamente Toripinna, può ripartire la Torres, Cocco. Minutolo. Caterisano. Sulla sinistra per Spano. Spano ancora lì a servire Diouf, questa volta in posizione regolare, va Diouf davanti a Canalis, Diouf non tira, due avversari davanti a lui e da solo, va adesso sulla sinistra, Diouf tenta il cross, colpo di testa di Sarrizzu, ha perso l'occasione Diouf per concludere subito, è stato poi aggredito dai due avversari, non ha trovato più lo spazio. Ottima anche questa occasione, Piga intanto per Spanu, il suo cross lunghissimo dall'altra parte, controlla però in maniera magistrale davvero Sarrizzu, palla al centro, c'è Scioni, Iba, gol! E c'è il gol della Torres, Cristian Iba, 1-0 Torres. Un'altra magia di Sarrizzu, davvero, che ha fatto un controllo strepitoso del pallone, ha messo al centro e poi Ibba ha dovuto solo sistemarsi la sfera e indirizzarla in rete da pochi passi. 1-0 Torres. La Torres stava attaccando da subito praticamente. Al 20esimo è arrivato il gol del vantaggio rosso-blu. Ferrini un po' in difficoltà proprio in questi ultimi minuti, che sbaglia anche tanto, sbaglia anche adesso. Piga si conquista una rimessa laterale. Spano pronto, ricordo Torres sta vincendo 1-0, qui sbaglia Diouf, voleva servire Piga, Caterisano commette fallo qui, finito il gioco, deve fischiare nuovamente l'arbitro, calcio di punizione per la Ferrini, in mezzo al campo, un'ottima Torres, ottima Torres, così come l'avevamo lasciata la scorsa gara di campionato. Ancora sbaglia Canalis, Piga va sul suo rinvio, poi però rinviene su di lui Piselli. Ma poi Diouf gli ruba palla, Diouf entra in area, Diouf in centro per Ibba! Ancora l'azione prosegue con Diouf e Canalis deve immolarsi ancora una volta. L'azione però prosegue, il pallone è ancora in gioco. Attenzione, occasione anche questa per Ibba. Bisogna concretizzare quando si hanno però le occasioni, perché comunque sempre può essere pericolosa la Ferrini. Adesso con Migoni sulla destra, Migoni mette al centro, attenzione, la conclusione di Sigismondo, altissima. Altra occasione clamorosa per la Torres, prima Ibba e poi Diouf. E la Torres comunque arrembante. Vai Buba!
Va intanto Sarrizzo a recuperare questo pallone. Intanto abbiamo detto sull'azione del gol, la magia di Sarrizzo, ma una l'aveva fatta poco prima, davvero. Vedrete nelle immagini, è riuscito a fare con un controllo di palla davvero perfetto. Intanto Minutolo, ma è tutta la Torres che sta giocando con più sicurezza nelle ultime 3 gare. La Torres davvero arrembante, Ferrini molto in difficoltà, però bisogna naturalmente abbassare la guardia mai. Tanto ancora un pallone che arriva a Migonia, di fronte Spanu. Migoni lo punta a Spanu, però bravissimo, prendergli il pallone, poi Migoni commette fallo. Bravissimo Spanu, che non si è fatto ipnotizzare da Migoni. Conosciamo, giocatore abile tecnicamente, molto veloce, è stato bravissimo qua nell'occasione il terzino rossoblu. Asse 97, punizione battuta da Caterisano per Ibba, che serviva Scioni. Adesso arriva Scioni sul pallone. Cocco per Piga, sembra giocare a memoria la Torres. Ora Piga sulla sinistra per Diouf che ha avuto un paio di occasioni, palla al centro, Sarrizzu controlla e poi mette fuori però la difesa della Ferrini. Cocco serve Ibba al centro e c'è il gol di Stefano Sarrizzu, 2-0 Torres al 25esimo. Azione arrembante anche qui della Torres, va a prendersi gli applausi Stefano Sarrizzu. Bravissimi davvero tutti. Torres aggressiva, che è andata a prendersi questo secondo gol con la Ferrini davvero molto in confusione, dobbiamo dire, ma è una Torres che sta giocando a memoria, con azioni velocissime di prima, esattamente come avevamo visto nelle ultime gare. Torres al 25esimo, ha raddoppiato Stefano Sarrizzu. Si riparte dunque dopo 25 minuti. Torres sta conducendo per 2-0. Io vi chiedo dei feedback perché non so se il collegamento è a posto, ma ci sembra di sì. Siamo con Giampiero Marras, Unione Sarda, Corriere dello Sport. Giampiero, che Torres stai vedendo? La migliore della stagione senza dubbio, perché sta giocando benissimo e soprattutto dopo aver segnato come una belva che sente il sangue della vittima, ha continuato ad azzannare per il raddoppio. Veramente un bel gioco. Poi credo che il Ferrini sia stordito, soprattutto non riesce assolutamente a fermare sulle fasce né Sarrizzu né Diouf, che hanno un passo rapidissimo, e proprio da queste incursioni sono nate tante occasioni. Il 2-0 è persino stretto. Intanto ancora Cocco in mezzo all'area, stava mettendo un pallone per Ibba che stava correndo. Grazie a Giampiero Marras, la sua disamina sulla gara fin qui della Torres. È proprio vero, le fasce stanno regalando alla Torres grandi soddisfazioni, con due giocatori che hanno caratteristiche diverse. Diouf estremamente veloce, Sarrizzu che ha sia la velocità che una grande tecnica, e sono entrambi spine nel fianco degli esterni della difesa della Ferrini quest'oggi. Torres che sta vincendo 2-0 quando ci avviciniamo alla mezz'ora, corso del primo tempo. Piga per Spanu ancora per Diouf, arriva su questo pallone Diouf, palla in aria, deve mettere fuori, c'è ancora Spanu, può tirare Spanu, non ci riesce perché poi cede il pallone a Scioni dal limite, palla alta, non se l'è sentita Spanu di concludere a rete. Ce l'ha il tiro anche Spanu, ha preferito servire il compagno. Spanu era libero al limite, ha provato la conclusione, palla alta,
rimane invariata la situazione 2-0 Torres, intanto va sulla sinistra Garau, su di lui Casu che riesce ad evitare, forse no, vediamo un po', alza la bandiera l'assistente, forse calcio d'angolo, sì, così dice l'assistente, calcio d'angolo per la Ferrini, è stato subito la bandiera, primo assistente dell'arbitro. Secondo corner per gli ospiti. Cataldo, fatti rispettare, Cataldo! Si ferma il gioco perché ci sono un po' di scaramucce tra Minutolo e Mancusi. Deve andare l'arbitro a controllare i due, niente, non riescono a separarli. Ancora non si batte questo corner, deve stare molto attento Minutolo perché l'arbitro lo sta osservando. Tanto si parte, calcio d'angolo, mette fuori Iba, tornato a dare una mano ai suoi, sul pallone c'è Cocco che può servire davanti Sarrizzu, la corsa di Sarrizzu, c'è in anticipo però Bonu che vuole servire Argiolas ma fa buona guardia. Ancora Iba che era rimasto nei pressi, fallo laterale in favore della Ferrini, rimessa di Garau per Argiolas, Argiolas all'indietro, palla in aria, anzi no, palla fuori aria dove c'è la testa di Diouf che serve Piga, Piga rallenta un po' Piga, gli dice di andare e serve poi sulla sinistra Spanu che serve ora Diouf. Ancora Diouf pronto per il cross, si mette sul destro il pallone, Diouf all'indietro voleva servire Cocco, invece trova Migoni, palla all'indietro, attenzione Minutolo, Caterisano e poi Minutolo ora. Nessun problema, si serve ancora Piga, protagonista in tutte e due le azioni dei gol, intanto bella azione di Iba che serve benissimo Sarrizzu in area, Sarrizzu va giù, scivola sul pallone Sarrizzu, peccato, rimasta a terra Sarrizzu, vediamo se ha messo male la caviglia, speriamo di no. Forse ha toccato con la mano dolorante Sarrizzu, è inciampato proprio, spiccato sul pallone. 31esimo intanto, corso del primo tempo, ci sarà già un cambio per la Ferrini, sta uscendo Migoni, probabilmente non ce la fa più, deve aver avuto qualche problema fisico. Migoni sta uscendo, entra Podda, 32esimo del primo tempo, dentro Podda, fuori Migoni nella Ferrini. Già finita dopo 32 minuti la gara di Alberto Migoni, veramente non felice il suo ritorno alla Vannisan, applausi per lui, ha lasciato un ottimo ricordo a Sassari. Tanto si rialza fortunatamente Sarrizzu, applausi anche per lui naturalmente, che ha fatto vedere davvero delle magie quest'oggi. In questa occasione aveva davvero la porta spalancata ma non è riuscita a impattare bene sul pallone. Intanto Iba restituisce palla alla Ferrini. Rinvio, va Diouf a disturbare, poi c'è la testa di Caterisano, cercare Piga che una spallata va giù, tiene il fallo laterale Argiolas, Nicola Argiolas, palla all'indietro, Balistreri ruba palla da
però Sarrizzu serve Ibba è solo davanti a Canalis sul sinistro, però sbaglia tutto, la conclusione fuori misura di Ibba al 33esimo, un altro errore del centrocampo del Ferrini che ha regalato una palla praticamente a Sarrizzu, servito Ibba che aveva occasione per andare, attenzione, intanto una palla per Canalis insidiosa nelle vicinanze, c'è sempre Ibba, fa fatica a uscire dalla propria area, intanto Sarrizzu ruba un altro pallone a Mancusi che rimedia come può. Ancora Ferrini che è sempre in difficoltà sui disimpegni difensivi perché la Torres è aggressiva anche in quella zona del campo. Tanto va a prendere la rimessa laterale Garau al centro per Bonu, capitano della Ferrini. Bonu vuole servire ancora Garau, colpo di testa, c'è Casu, aveva più libertà, poi c'è un fallo qui di Sarrizzu su Argiolas, c'è un calcio di punizione, evitabile questo, 35esimo. Calcio di punizione da posizione insidiosa, vicini al vertice destro dell'area, 25 metri circa. Forse un po' di meno di 25. Si prepara Argiolas con il destro, c'è anche Garau con il sinistro, si prepara la barriera. Torres che ha avuto altre chance di andare a rete dopo il 2-0 con Sarrizzu, poi con Ibba. Punizione intanto, seguiamo Argiolas, parte Argiolas, troppo alta la sua punizione, nulla da fare, rimane invariato il risultato 2-0 della Torres. Sembra una Torres comunque padronissima del campo, ma come abbiamo detto non bisogna assolutamente abbassare la guardia, ma anzi spingere ancora di più. Tanto Caterizano, servire Diouf, deve andare al limite dell'area Canalis per recuperare questo pallone. Canalis serve Bonu, si gira Bonu, servire Garau che stoppa bene, mette a terra e mette un ottimo pallone per Podda. Podda si controlla il pallone con il petto, arriva, gran carriera Caterizano, la mette in fallo laterale. Quando è scoccato il 37esimo, corso del primo tempo, rossoblu in vantaggio 2-0. Rimessa laterale effettuata da Nicola Argiolas, va Piga su di lui, Piga che riesce a portargli via il pallone. Diouf poi ottiene un altro fallo laterale, va Spano. Pronto Spano. Rimessa effettuata, c'è in anticipo però Bonu e va però Scioni a rubare palla e poi va giù Scioni, colpito da dietro proprio da Bonu. Calcio di punizione in favore della Torres. Non ha bisogno di accelerare il ritmo la Torres, ma non ha nessuna intenzione di smettere di attaccare. Minutolo, servire Sarrizzu che al sole non vede granché, è anticipato da Garau. Garau per Argiolas, Argiolas e poi Sigismondo sulla sinistra per Garau, poi però va Scioni a rubargli palla, aiutato anche da Sarrizzu e da Casu. Esce bene la Torres da questo disimpegno difensivo, qua però pretende troppo Cocco da Sarrizzu che perde palla in fallo laterale e si arrabbia anche mister Tortora. Ancora un pallone che doveva arrivare a Podda ma non ci arriva, l'esterno che ha sostituito Migoni qualche minuto fa. Palla che si perde sul fondo, può andare
per la rimessa Torrepinna. 38esimo corso del primo tempo. Ibba Sarrizzu per il 2-0 della Torres. Fin qui risultato assolutamente meritato, ma forse poteva farne anche di più la Torres. Intanto ruba un ottimo pallone Spano, che serve poi Diouf, ancora Diouf, 2 su di lui, Diouf riesce a mettere al limite dell'area, Ibba colpisce male d'interno e praticamente regala la palla a Canalis. 39esimo, poteva trovare ancora soddisfazione Ibba, colpito male. Però ancora una Torres che non smette di attaccare. Piga per Diouf per vie centrali, voleva servire Scioni, ma si adira Tortora perché qua perde palla e può far ripartire la Ferrini. Sbagliato qua Diouf, Argiolas, attenzione, c'è la deviazione sulla sua conclusione di Minutolo e palla che termina in corner. Diouf che viene ovviamente rimproverato per questo errore, poteva costare caro. Tanto terzo corner per la Ferrini, aveva l'opzione del cross, ha preferito mettere al centro ma ha rubato palla. Formazione ospite, intanto corner Argiolas, saltano un po' tutti, attenzione, la palla rimane lì, la mette fuori invece Minutolo, non riesce poi Diouf a evitare il fallo laterale. 40esimo intanto corso del primo tempo. Ferrini che rimane nella metà campo della Torres, si prepara Nicola Argiolas per la rimessa, messa effettuata, ancora Argiolas che riceve palla, poi Cocco gliela strappa via per un secondo, Podda poi, ma c'è Spano che è davvero bravissimo, ottiene anche il fallo laterale. È insormontabile Spano. Rimessa, va a terra intanto Diouf su un colpo ricevuto a gioco fermo da Nicola Argiolas. È andato a terra Diouf, forse una gomitata, crediamo, speriamo involontaria, ma è andato a terra Diouf. Palla lontana, proprio davanti alla panchina della Ferrini. Si rialza Diouf, molto adirato. Gomito alto, il 2. Fa proprio il gesto di aver ricevuto una gomitata. A colloquio con l'arbitro Diouf, succede più nulla. Si è tranquillizzata la situazione. Rimessa laterale effettuata da Spano, poi palla in avanti di Piga, va Garau a rincorrere questo pallone, va Diouf ancora a cercare di rubarglielo e riesce a portarglielo via, ancora Cocco, qua c'è il fallo, dice il direttore di gara, di Cocco, ma non ci sembrava qua, è stato soltanto un intervento a cercare di prendere il pallone, sul contrasto è andato giù, giocatore della Ferrini. Comunque siamo nella zona di centrocampo, calcio di punizione per gli ospiti al 42esimo. Sul pallone Bonu, calcio di punizione del capitano che non sa dove metterla, si guarda un po' intorno, aspetta un po', poi preferisce andare per vie orizzontali all'indietro e poi un lancio lungo, cercare Podda, ma la palla riesce a controllarla Podda fuori dall'area, a Spano davanti, gli passa tra le gambe, ma c'è Caterisano, rinvio di Caterisano, c'è Bono in anticipo su Ibba, sa le mani Ibba, ma l'arbitro ha visto il suo fallo. Calcio di punizione, 43esimo, va Cocco intanto cercare poi Diouf, cercare di rubar palla a Balistreri, ancora Diouf che ora insegue Piselli in difficoltà, la mette in fallo laterale, ma Torres è davvero aggressiva in ogni parte del campo e fatica la Ferrini a impostare un'azione perché il portatore di palla è sempre aggredito. Spano per la rimessa,
trova Scioni, mette a terra Scioni, attenzione però c'è l'anticipo di Balistreri, può far partire l'azione d'attacco, ma c'è Casu che va giù poi in aria, il fallo di Argiolas su di lui, deve tenere palla la Torres, deve subito manovrare come ha fatto nei primi minuti quando sono arrivati i gol e non far ragionare la Ferrini. Fin qui ci è riuscita benissimo la formazione di Mister Tortora. Stiamo avvicinando al 45esimo, intanto lancio di Ettore Pinna, mette a terra con il petto Ibba che è però lontano dalla porta, serve ora Cocco all'indietro per Caterisano. 44esimo, intanto Caterisano avanza, lancio lungo a cercare Diouf, ancora la corsa di Diouf, esce Canalis che lascia però terminare sul fondo il pallone. Vi ricordo Torres 2, Ferrini 0, i gol al 20esimo di Ibba e al 25esimo di Sarrizzo. Intanto ancora fatica un po' la Ferrini nei disimpegni difensivi. Poi Spano mette in fallo laterale, ancora una rimessa per la Ferrini, arriva però Piga a rubar palla, Piga si ferma, serve in ottima posizione Diouf, ancora sulla sinistra Diouf, in aria per Cocco, lascia per Ibba che svirgola però, ancora una volta si adira Tortora e lancia una bottiglietta con un calcio per far vedere come si fa. 45esimo, ancora un'occasione per Ibba, ha impattato anche qui male con il pallone, ma ci è sembrato davvero tutto molto facile nella manovra della Torres, che non deve smettere comunque di cercare il gol. Intanto un pallone svirgolato da Garau, un po' per frustrazione, più per frustrazione che per altro. Scoccato ora il 45esimo, 2 minuti saranno quelli da recuperare in questo primo tempo che la Torres sta conducendo alla grande, 2-0, tantissime occasioni da gol non sfruttate e Ferrini che oggi davvero ci appare in grossa difficoltà. Tanto e comunque non bisogna assolutamente smettere di giocare. Scioni, Sarrizzu, ancora Scioni ancora per Sarrizzu, bella Torres, Sarrizzu, cross in area, mette fuori, c'è Piga dal limite, può tirare, lascia lì il pallone però sul contrasto della difesa, ancora Cocco però, tenere un fallo laterale, ci ha provato Piga che stava per andare al tiro, è stato bravo Balistreri a fermare tutto. Qui Bonu perde palla ancora, c'è l'arrivo di Cocco che ottiene una rimessa laterale. Se n'è andato il primo dei 2 minuti di recupero. Spanu per Diouf per Piga, a terra Diouf, Piga ottiene un altro fallo laterale, guadagna solo qualche metro la Torres davanti alla panchina di Mister Tortora. È una Torres sicuramente anche divertente, bella da vedere. Diouf, cross, cercare Sarrizzu che mette a terra con il petto, poi con i piedi, e poi cercava Scioni, Sarrizzu, bravo però Casu nell'anticipare Argiolas, evitare qualsiasi pericolo. Ancora Scioni, mette all'indietro per Ettore Pinna. Terminato in questo momento anche il secondo minuto di recupero, sta concludendo il primo tempo, l'arbitro mette il fischietto alla bocca, termina qui. Dopo i primi 45 minuti la Torres conduce 2-0 al 20esimo, il gol di Ibba, e al 25esimo il raddoppio di Sarrizzu per un 2-0 impeccabile della Torres che appare davvero in grande forma e che poteva anche aumentare il numero dei gol contro una Ferrini molto in difficoltà. Non ci sono stati pericoli per la porta di Ettore Pinna, ma comunque bisogna giocare tutto un secondo tempo, bisogna continuare con questa voglia e anche con questo bel gioco che si è visto, e sono arrivati gli applausi per i rossoblu di Mister Tortora. E dunque ci risentiamo tra pochissimo dopo l'intervallo per la gara Torres Ferrini Cagliari. A più tardi.